Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Scommesse clandestine, estorsioni e un debito di 2.500 euro da saldare sono i motivi che hanno scatenato il Far West allo Sperone di Palermo, 2 i fermati per l'omicidio di un 37enne. A Palermo una donna va in ospedale con la figlia di 10 anni e scopre che il marito l'ha violentata. L'orco è finito in carcere. Catania, ultimo Brindisi, un'inchiesta della Guardia di Finanza ha scoperto una maxi evasione dell'IVA sulle bevande, 10 arresti, sequestrati beni a 17 società. Operazione anticaporalato a Ragusa, arrestati 3 fratelli per sfruttamento del lavoro ed estorsione nei confronti di 16 lavoratori di origine africana. Una rogatoria internazionale per conoscere la verità sulla morte di Alfio Torrisi, cui corpo è arrivato in Italia senza gli organi interni. È quello che chiedono i legali dell'uomo morto alle Bahamas. Vita da rider a Catania. A Lorenzo hanno rubato la bicicletta. Non può lavorare, punito dall'azienda perché non ha comunicato il furto. Calcio, supereremo il momento di difficoltà. Alla vigilia di Catania-Rimini torna a parlare il vicepresidente del Catania Grella. Alla squadra chiede un maggior impegno. Bentrovati. Scommesse clandestine, estorsioni e un debito di 2.500 euro. In questo ambito sarebbe maturato il conflitto a fuoco che ieri sera ha sconvolto il quartiere Sperone a Palermo. Una scena da Far West con 2 gruppi di persone che si inseguivano sparando. Un uomo è morto ed è rimasto ferito gravemente un altro, 2 in modo lieve, 3 i fermati. Manlio Viola. 55 anni è titolare di una sala scommesse. È lui l'uomo accusato dalla polizia di aver ucciso Giancarlo Romano e ferito gravemente Alessio Caruso ieri sera allo Sperone di Palermo. È in stato di fermo insieme al figlio che lo avrebbe aiutato e allo stesso Caruso, ancora in gravi condizioni in ospedale. Anche il presunto assassino è ferito, in maniera però più lieve, a una gamba. Gli uomini della squadra mobile di Palermo e del servizio centrale investigativo della polizia ritengono di aver ricostruito l'intera vicenda partendo dalle attività dei 4 e ripercorrendo i fatti attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona. Una vicenda che si sviluppa nel giro delle scommesse clandestine con una punta nelle estorsioni. Tutto nasce da un presunto debito di 2.500 euro che avrebbe contrapposto dei gruppi, da una parte Romano e Caruso, dall'altro Mira e il figlio. Secondo le indagini la prima aggressione sarebbe avvenuta da parte della vittima Giancarlo Romano, che avrebbe tentato di riscuotere il credito vantato insieme al ferito Alessio Caruso di 27 anni. Ne sarebbe nata una lite e una sparatoria di fronte alla sala scommesse di Mira, in Corso dei Mille, durante la quale sarebbe rimasto ferito proprio Antonio Mira ed una seconda persona. Ma la famiglia Mira non poteva passare sopra affronto e ferite, dunque avrebbe reagito alla tentata estorsione inseguendo i suoi aggressori insieme al figlio. Il conflitto a fuoco sarebbe ripreso poco distante e proseguito lungo le strade del quartiere fino a via 27 maggio, dove Antonio Mira avrebbe ucciso Romano e ferito gravemente Caruso. In stato di fermo anche lo stesso Caruso, il ferito grave, che avrebbe assistito la vittima nel suo tentativo di recupero crediti che gli inquirenti considerano comunque un'estorsione, peraltro su proventi illeciti. Una complessa storia criminale, quella ipotizzata dagli investigatori, finita nel sangue e forse non ancora conclusa del tutto. Ha subito gli abusi sessuali da parte del padre a soli 10 anni, una storia di straziante dolore che arriva da Palermo. Pensate, la madre lo ha scoperto portando la bambina in ospedale per dei dolori al ventre. I medici capiscono, lei racconta e il padre orco finisce in carcere. Giusy Lazzara. La bambina si piegava e piangeva, i dolori erano sempre più forti al basso ventre. La mamma, preoccupata, la porta in ospedale. I medici del Di Cristina di Palermo si sono accorti subito che quelle lesioni sospette potevano essere un segno di abusi. Ulteriori approfondimenti hanno confermato la terribile ipotesi della violenza sessuale e, come accade in questi casi, i sanitari hanno informato i carabinieri di Termini Imerese, dove viveva la bambina con la madre. La brutta scoperta è che il padre, secondo le indagini dei militari, è accusato di quelle violenze sulla figlia di appena 10 anni. Immediato il suo arresto su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese. La madre ha dichiarato di non aver mai sospettato niente. La loro famiglia attraversava un momento difficile dopo la separazione. Per questo la figlia dormiva spesso a casa del padre.
È stata la stessa bambina, sentita dagli investigatori con l'ausilio di uno psicologo, a fornire elementi che confermerebbero le violenze subite. Continuano i presidi degli agricoltori in Sicilia. Oggi i trattori hanno sfilato a Castelvetrano. Al loro fianco i sindaci del Belice che chiedono a Schifani di incontrarli. Lorena Dolci. Arrabbiati, instancabili, da Pozzallo a Resuttano gli agricoltori continuano ad alzare la voce. Oggi hanno bloccato la rampa di immissione sull'autostrada A19 all'altezza di Resuttano in provincia di Caltanissetta. Un corteo di circa 300 persone con al capo alcuni sindaci hanno presidiato per alcune ore lo svincolo autostradale. E sempre oggi la protesta ha raggiunto a Castelvetrano. Ad aprire il corteo di trattori una bara, simbolo della morte dell'agricoltura. Ma dopo aver ricevuto la solidarietà di cittadini, studenti, famiglie e dello stesso arcivescovo di Agrigento, gli agricoltori e gli allevatori ottengono anche il sostegno degli amministratori. 11 sindaci dei comuni del Belice hanno scritto una lettera al presidente della regione Schifani e all'assessore San Martino, invitandoli a raggiungere il presidio permanente sulla scorrimento veloce Sciacca Palermo. Promotore dell'iniziativa il capo dell'amministrazione comunale di Santa Margherita, Gaspare Viola. I manifestanti, dice, soffrono da anni condizioni ormai non più sostenibili di lavoro sottopagato e noi sindaci, si legge nel documento, siamo coscienti che dalla loro causa dipende il futuro stesso delle nostre comunità. La Procura di Palermo ha aperto una inchiesta dopo le denunce fatte dalla Guardia di Finanza ad alcuni studenti che ritengono di essere stati truffati dall'Università Italo-Bosniaca guidata da Salvatore Messina, presidente del Dipartimento Tecnico Scientifico di Studi Europei Jean Monnet, che avrebbe operato in convenzione con l'Ateneo di Gorazde per i corsi di italiano. Il MUR non ha mai autorizzato l'università a operare in Italia. I titoli di laurea rilasciati agli studenti dunque non hanno alcun valore. Dalle denunce emergerebbe che gli studenti avrebbero effettuato i pagamenti delle tasse universitarie con bonifici all'estero, in paesi sempre diversi. Catania. Ultimo Brindisi, un'inchiesta della Guardia di Finanza ha scoperto una maxi evasione dell'IVA sulle bevande. 10 arresti, indagato anche il figlio di un boss legato ai Santa Paola, sequestrati beni a 17 società. Tonino De Mano. 10 persone arrestate, 17 divieti di esercitare l'attività d'impresa e il sequestro di 30 milioni di beni nei confronti di 17 società e 25 indagati. È il bilancio dell'operazione Ultimo Brindisi della Guardia di Finanza di Catania, coordinata dalla Procura Europea di Palermo nei confronti di un'organizzazione che avrebbe illecitamente commercializzato bevande in Italia evadendo l'IVA. Tra gli indagati anche il figlio incensurato di un boss del clan Santa Paola. Il giudice ha disposto il carcere per 6 indagati e gli arresti domiciliari per altri 4, compresi 2 consulenti fiscali, padre e figlio, ipotizzando a vario titolo i reati di associazione per delinquere, evasione, frode e bancarotta. Emessa una misura cautelare interdittiva nei confronti di 16 imprenditori e di un ragioniere. Disposto anche il sequestro preventivo di beni nei confronti di 17 società di capitali con sedi a Catania, Messina, Padova e Roma, tutte operanti nel settore del commercio all'ingrosso e dettaglio di generi alimentari e bevande del trasporto per complessivi oltre 30 milioni di euro. L'inchiesta, durata 2 anni, ha acceso un faro su un presunto gruppo criminale con base operativa in un deposito di Belpasso che, avvalendosi di imprenditori e professionisti, ha realizzato un volume d'affari superiore a 100 milioni di euro. L'organizzazione, secondo l'accusa, gestiva imprese servendosi anche di prestanome, contestati l'acquisto senza IVA di merci falsamente destinate all'estero, il mancato versamento in Italia dell'imposta sugli acquisti provenienti da San Marino per i dipendenti a loro riconducibili. Ad alcuni indagati sono contestati episodi di bancarotta fraudolenta di 3 società oberate dai debiti tributari, preventivamente drenate dalle risorse finanziarie e private di beni strumentali e poi cedute a prezzi irrisori. Operazione anticaporalato dei carabinieri di Ragusa, arrestati 3 fratelli per sfruttamento del lavoro ed estorsione nei confronti di 16 lavoratori di origine africana. Ce ne parla Veronica Barbarino. Giovani extracomunitari sottopagati e minacciati nelle campagne di Ispica, nel Ragusano, l'ultimo blitz contro il caporalato che ha portato agli arresti domiciliari 3 fratelli titolari di un'azienda agricola di produzione di ortaggi.
€2 l'ora la paga, circa un quinto rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo, con l'aggravante della violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I lavoratori, quasi tutti ghanesi e nigeriani, vivevano in alloggi fatiscenti, carenti di servizi igienici ed erano costretti a turni di lavoro estenuanti, senza ferie e sorvegliati a distanza e per lo più senza dispositivi di sicurezza durante l'irrogazione di fitofarmaci nelle serre. È fondamentale la collaborazione anche con enti del terzo settore, in particolare dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. È arrivato lo spunto che segnalava la presenza di lavoratori in condizioni molto inique. Sfruttamento del lavoro ed estorsione, i reati contestati ai 3 fratelli, come detto, finiti ai domiciliari. Per l'azienda è invece scattato il sequestro preventivo di quasi €850.000. Andiamo a parlare della morte di Alfio Torrisi, il giarrese deceduto alle Bahamas, è rientrato in Italia senza organi. I legali della famiglia fanno un appello al ministro della Giustizia Nordio per sollecitare la firma della rogatoria internazionale e ottenere tutta la documentazione dell'autopsia effettuata a Freeport. Sentiamo Emanuela Corsi. Si appellano al ministro della Giustizia Nordio, gli avvocati della famiglia di Alfio Torrisi, morto alle Bahamas mentre lavorava su una nave da crociera, per sollecitare la firma della rogatoria internazionale trasmessa dalla Procura di Catania e ottenere tutta la documentazione dell'autopsia che sarebbe stata effettuata a Freeport. La Procura etnea ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte del 54enne di Giarre, deceduto nell'ottobre del 2023 al Rand Memorial Hospital di Freeport, per la quale ci sono 2 indagati come atto dovuto per eseguire l'autopsia come atto irripetibile. Per il medico legale è stato infatti impossibile eseguire un esame completo sul corpo dell'uomo privo di organi interni, sostituiti da segatura mista a fogli di giornali americani per imbalsamarlo. Fondamentale diventa quindi recuperare la documentazione della prima autopsia e i vetrini istologici che l'ospedale delle Bahamas dovrebbe aver conservato. I legali della famiglia Torrisi rivolgono anche un accorato appello al ministro degli esteri, Antonio Tajani, affinché attivi la Farnesina per accertare le cause della morte del lavoratore e per fare chiarezza sul motivo per cui il suo corpo è giunto ai familiari senza organi interni. Vita da rider a Catania. A Lorenzo hanno rubato la sua bicicletta e adesso non può più lavorare. Un provvedimento disciplinare dell'azienda perché non ho comunicato, ci racconta il furto. Giusila Zara. Sfrecciano a tutte le ore in bici o sullo scooter. La vita dei rider a Catania non è facile, poche le piste ciclabili e continui furti dei mezzi. Io mi porto letteralmente il pane a casa facendo il rider, mi sono ritrovato senza poter più lavorare, con una pressione aziendale addosso, addirittura con un provvedimento disciplinare sulle mie spalle perché non ho presentato subito la denuncia. E questo per me è stato un enorme danno. Pagati €9 l'ora, 25 centesimi per ogni consegna e 6 centesimi a chilometro. Racimolare €520 al mese, se va bene, raccontano i rider, per un contratto di 15 ore settimanali è poco, senza contare i costi di manutenzione delle bici e dello scooter, che devono essere sempre in perfette condizioni. La vita da rider è un sacrificio perenne, quello che spesso i clienti non pensano. Il fatto che magari per loro, salire fino al 4º piano, per loro è normale, ma noi se saliamo magari possiamo rischiare che ci venga rubato il mezzo, che ci venga rubata la bici o lo scooter. L'età dei rider è cambiata, prima erano quasi tutti giovani, anche studenti, adesso ci sono anche i cinquantenni. Catania, il comune accende un faro sulle periferie, inaugurata un'area attrezzata a Monte Po realizzata con fondi europei, ma il quartiere necessita di servizi e di una maggiore pulizia. Tonino De Mano. Un pallone da inseguire e da calciare, un pallone che rotola in un campo di erba sintetica con attorno panchine smart, zona fitness e per il tempo libero. Il riscatto sociale di Monte Po passa anche dall'inaugurazione di un'area attrezzata realizzata con fondi europei che s'affaccia sulla via Salvatore Salomone Marino. L'amministrazione Trantino accende un faro sulle periferie da troppo tempo dimenticate e lasciate ai margini. Da queste parti non ci sono cittadini di serie B, ma la sensazione è che bisogna fare molto altro prima che Monte Po possa ottenere
ottenere il riscatto che merita. Basta un giro per rendersene conto, con cumuli di spazzatura disseminati su strade, piazze, aiuole e marciapiedi, o quel che resta dei marciapiedi, in questo caso inghiottiti e trasformati in autentiche discariche. Degrado e pericoli come questo muraglione inclinato a ridosso dell'istituto alberghiero che nessuno sembra vedere e che tutti sperano non crolli. A questo grigiore, per fortuna aggiungiamo noi, fa da contraltare il verde di quest'area attrezzata. Un'area che sarà fruibile dai residenti del quartiere di Montepo e che certamente farà felici tutti gli altri concittadini, anche più grandetti, che potranno qui venire a prendere una boccata d'aria durante la giornata. Non può che essere soddisfatto il vicepresidente della quinta municipalità, Carmelo Fazio. Eppure è vero che comunque necessiti di altre aree anche per le persone più anziane, che hanno bisogno comunque di spazi per le famiglie stesse, quindi chiediamo a questa amministrazione di poter dare ulteriore conforto a questo quartiere. Riqualificata anche l'area verde con la piantumazione di specie arboree antismog che contribuiscono a ridurre l'emissione di CO2. A Messina iniziati i lavori per la posa delle ultime 2 campate del viadotto Ritiro, travi da oltre 30 tonnellate che dovranno essere posizionate per una settimana, dunque lo svincolo rimarrà chiuso, come ci spiega Francesco Triolo. È la fase più delicata, quella che porterà alla fine dei lavori per la riqualificazione del viadotto Ritiro, iniziato 12 anni fa e che dovrebbe vedere la conclusione in estate. Operazioni anche spettacolari, quelle che da oggi e per una settimana costringeranno a chiudere lo svincolo di Giostra. Ci sono infatti da posizionare 4 travi, 2 da 34 tonnellate, 2 da 27 tonnellate, oltre ad altri giunti che andranno a comporre le 2 campate mancanti per il collegamento del viadotto lato mare. La Toto Costruzioni per questo ha fatto arrivare una mega autogru in grado di sollevare sino a 400 tonnellate anche in condizioni meteo non semplici, come quelle che sono previste nelle prossime ore sullo stretto, soprattutto legate al vento, con raffiche attese anche di 60 km/h che possono rendere difficoltoso il movimento delle travi. Per questo la chiusura dello svincolo, con la conseguenza che tutto il traffico è stato dirottato su quello di Boccetta, ma è un sacrificio necessario per il completamento dell'opera. I lavori del viadotto Ritiro sono al centro di diverse polemiche, soprattutto negli ultimi giorni, per via delle scadenze annunciate dal Consorzio Autostrade Siciliane e dalla Toto Costruzioni e contestate dai sindacati. La Sicilia diventerà poverissima, lo dicono i disoccupati ed ex percettori di reddito di cittadinanza che questa mattina hanno manifestato a Palermo. Marco Gullà. La Sicilia è al primo posto per rischio povertà. È il grido d'allarme che ex percettori di reddito di cittadinanza e disoccupati hanno voluto lanciare nel corso di una manifestazione andata in scena davanti la sede del governo regionale di Palazzo d'Orleans a Palermo. Chiedono lavoro, chiedono di poter avere anche un sussidio per poter andare avanti. È stato tolto il reddito di cittadinanza, ma non è stata creata alcuna misura che permettesse o di creare lavoro o di garantire le condizioni ai quasi 700.000 siciliani che l'hanno persi poter vivere dignitosamente. Io sto battendo tutti i territori sui social, passaparola, alla vecchia maniera, ma è una cosa impossibile, sia io che mia moglie. A tuttora oggi siamo ancora alla ricerca e non ci fermiamo mai di cercare. Come si fa ad andare avanti? Come si fa ad andare avanti? Con la forza della disperazione, quando il frigorifero è vuoto, quando ti manca l'acqua, quando ti mancano i beni primari, diciamo, no? E la situazione è critica. Secondo disoccupati ed ex percettori è aumentato anche il lavoro in nero. Secondo me, il mio punto di vista, è il lavoro in nero. Dice che voleva togliere le persone dal divano, ok, li hai tolti dal divano, ma li hai mandati a lavorare in nero. Perché prima avevamo la possibilità di avere una speranza che qualcuno possa darci dei diritti, poteva darci dei diritti e una paga dignitosa, ma adesso abbiamo paghe da fare piangere e abbiamo la possibilità soltanto di incrementare il lavoro in nero. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco.
Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio. Alla vigilia della partita fra Catania e Rimini ha parlato il vicepresidente dei rosso-azzurri, Grella. Ha chiesto maggiore impegno alla squadra, ma si è detto anche convinto che questo gruppo ha le carte in regola per superare i problemi evidenziati nella stagione. Marco Carli. Attese da tempo, le parole del vicepresidente del Catania Grella arrivano alla vigilia di una gara determinante per la stagione, a pochi giorni da un'altra conferenza stampa che vedrà insieme la dirigenza e il presidente Pelligra e riguarderà il futuro. Ma il futuro, oltre che progettuale, tecnico, e Grella dice ovviamente che si aspetta di più, ma sostiene di credere in questa squadra nonostante i risultati. La squadra oggi attuale sarà cambiata pochissimo a giugno. Mi piacerebbe forse vedere qualche giovane interessante, no? Da aggiungere a una rosa che ha una buona esperienza, buona personalità. In conferenza anche ammissioni di errori sempre più riguardanti il recente passato che l'attualità, ma sguardo puntato a Rimini. A proposito, ci sarà Di Carmine. No, io sogno la partita come Juve Stabia. Io sensazioni negative non le voglio neanche pensare. Le riflessioni definitive, dice Grella, a fine stagione. Per non far sì che la stagione, almeno virtualmente, si concluda con la partita con Rimini, serve cambiare un trend che accompagna la squadra da 6 mesi. Noi dobbiamo ripartire, ognuno nel suo, ruolo e entro le sue, mansioni deve alzare il suo livello, deve assumersi certe responsabilità e deve fare meglio il suo mestiere. Perché fino adesso i risultati dicono che noi il mestiere lo stiamo facendo meno di quello che è la nostra aspettativa. Bene, per questa sera è tutto. Io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.